Audizioni interessanti che hanno di fatto messo in evidenza come ormai tutti considerano la Pedemontana una realizzazione da terminare, consapevoli che c'è questo sforzo da fare, che tra l'altro ci viene imposto dal Fiscal Compact, ma tutti convinti che ormai questa è un'opera che non può essere lasciata così e che produrrà nel medio periodo sicuramente un beneficio per tutti i veneti. C'è troppa fretta nell'esame di tutti questi importantissimi documenti, di questa manovra di bilancio che prevede nuove tasse per i cittadini del Veneto e questa nuova convenzione che prevede uno stravolgimento del contratto convenzione della superstrada pedemontana veneta. Il privato doveva finanziare quest'opera perché è un project financing, il privato fa l'opera con i propri soldi e poi incamera i soldi col pedaggio. Qui invece viene stravolto tutto. Troppi punti di domanda, quindi troppa fretta, e chi paga gli errori fatti in passato nel 2009 da Galan e nel 2013 da Zaia alla fine sono i cittadini con nuove tasse. Non va bene.